Mister, è stato importante, capolista, un pubblico importante, si prende un gol alla fine sulla affermazione pericolosa al momento di un'espulsione. Insomma, a me francamente viene da fare complimenti a questo maestro, come visto la gara. Io in generale oggi si chiude il girone d'andata e sono orgoglioso di quello che stanno facendo i ragazzi. Anche oggi hanno dato l'ennesima prova di carattere contro una squadra di cui conoscevamo, oltre che le qualità, i numeri, cioè miglior difesa, miglior attacco, squadra con individualità importanti, molto importanti, e quindi sapevamo che saremmo venuti qui a fare una partita difficile, che purtroppo poi è stata condizionata, insomma, per quel doppio episodio, no? Perché poi rimaniamo in 10 e subito dopo prendiamo gol, e questa è sicuramente una cosa che ha condizionato tutta la partita. Poi al netto di questo il Treviso ha fatto fino adesso un percorso importantissimo e sta legittimando il proprio primo posto. Una ottima prestazione da parte del maestro, che insomma avrebbe potuto anche portare a casa tranquillamente un punto. E si poteva fare qualcosa di più in attacco secondo lei, oppure come la forza del Treviso? Ovviamente questa era la partita che il maestro poteva fare. Ma è stata una partita che dal punto di vista del numero di opportunità avute, diciamo che da entrambe le parti è stata equilibrata, nel senso che poi il Treviso mi sembra abbia avuto un'occasione con Scotto, forse, che ha tirato in porta al primo tempo. Noi abbiamo avuto un paio di situazioni su una rimessa laterale con Marcandella, piuttosto nel primo tempo abbiamo tirato anche noi verso la porta del Treviso, quindi dal punto di vista delle occasioni create, Mestre Treviso fino a quel momento lì, diciamo, hanno avuto più o meno lo stesso numero, la stessa importanza. Avete avuto quella buona occasione con Posotto? Sì, su uno schema preparato che effettivamente, su un controllo che chiaramente se avesse fatto meglio sarebbe stata un'occasione importante, però al netto delle occasioni penso che la partita sia stata decisa da un episodio, sì, ma da una squadra sicuramente importante di cui conoscevamo le qualità. Ha notato un po' di nervosismo anche da parte del Treviso all'inizio della partita, poi l'arbitro è cominciato a tirare fuori i cartellini gialli. Allora, lo score dell'arbitro lo conoscevamo perché ci informiamo anche su questo, e diciamo che alla media di un rosso a partita, l'avevo però detto ai ragazzi. Io penso che sia inopportuno ora poi giudicare l'operato dell'arbitro in questo momento, che devo rivedere le cose. Penso tuttavia che il nervosismo sia dovuto anche a una partita molto sentita come quella del derby, insomma. Ma questo è una valutazione che ci siamo appunto detti che sarebbe avvenuta a fine del girone di andata, come è giusto che sia, e ripeto, io sono orgoglioso dei miei ragazzi, poi le valutazioni si faranno insieme alla società e vedremo le cose diciamo più funzionali da fare per il Mestre.